Ciao ragazzi, buonasera o buonanotte o buongiorno, non so quando leggete questa lezione, quando guardate il video. Comunque oggi la lezione parleremo del mese di Ramadan, sua origine, come deve essere fatto, chi che le deve fare, per quanto dura e tutto quanto eccetera eccetera. Vi garantisco che dopo questa lezione avrete la possibilità di rispondere la maggior parte delle domande che vi hanno fatto durante il Ramadan e che comunque dovevamo farlo anche durante il mese di Ramadan ovviamente, ma già ormai è già passato e non avevamo il tempo di farlo, ma non importa. Quello che importa è che imparerete le nuove parole oggi. Innanzitutto vi dico per primo che non sono un Ustaz Muallim, quindi non vi sto insegnando la religione, ma vi sto insegnando l'italiano, quindi potrei anche sbagliare qualcosa della storia. Se volete correggere, potete anche correggere, così imparo anche io qualcosa da voi. Partiamo. Domande comuni che vi fanno sempre. Non potete mangiare e ne bere, nemmeno le lek, monu leen naan su ngeen defee Ramadan. Bari na je pense que luñ leen koy laaj. Du ngeen mën a lekk, du ngeen mën a naan. Non potete mangiare e ne bere. Ma non potete mangiare e ne bere. Du ngeen mën a lekk, du ngeen mën a naan. No, non possiamo mangiare e ne bere, né mangiare e ne bere. Mënuñoo lekk, mënuñoo naan. Déedéet. Dunu mën a lekk, dunu mën a naan. No, non possiamo mangiare né bere né mangiare. No, non possiamo né bere né mangiare. No, déedéet, dunu mën a lekk, dunu mën a naan. Per quante ore? Per quante ore? Per quante ore? Ci diiru ñaata waxtu? Per quante ore? Ci diiru ñaata waxtu? Per quante ore? Ñaata heure? Ci diiru ñaata waxtu? L'inizio del digiuno è annunciato dai muezzin che chiamano alla preghiera del mattino, tra parentesi fajar. Moo ngi tàmbali su noddukat bi noddee fajar. L'inizio del digiuno è annunciato dai muezzin che chiamano alla preghiera del mattino e termina con la preghiera del tramonto. E termina con la preghiera del tramonto. Mi ngi jeex ci waxtu julli timis, sowu jant bi, bu jant bi sowee, il tramonto. Per quanti giorni? Ci diiru ñaata fan? Per quanti giorni? Per quanti giorni? Ci diiru ñaata fan? Dipende da quando si vede la luna crescente del primo giorno del nono mese del calendario islamico. Dipende da quando si vede la luna crescente del primo giorno del nono mese del calendario islamico. Mi ngi dépendre ci bu weer wi feeñee ci juróom-ñeenteelu weer ci arminaatu islam. Arminaat mooy calendrier ci wolof, bu leen ma sonal, dégg leen wolof nag. Può essere 29 giorni come che può essere 30 giorni al massimo. Man naa nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan yu du ko romb. Può essere 29 giorni come che può essere 30 giorni al massimo. Ma qual è l'origine di questo Ramadan? Wow, lan moo ko indi moom koor? Ma quale è l'origine di questo Ramadan? Lan moo ko indi moom koor? È per commemorare il momento in cui Allah ha rivelato a Muhammad sallallahu alaihi wasallam il Corano, inviando sulla terra l'arcangelo Gabriele. Pour màggal moment bi nga xam ni la yàlla wàccee alquran ci yonente bi te yónni malaaka Jibril ci moom pour mu indi ko. Per commemorare il momento in cui Allah ha rivelato a Muhammad il Corano, inviando
sulla terra l'arcangelo Gabriele. Ma devono farlo tutti i musulmani? Ma devono farlo tutti i musulmani. Ndax jullit yépp la war, ndax jullit yépp ñoo ko war a def. Ma devono farlo tutti i musulmani? Ma devono farlo tutti i musulmani? Come una domanda. Ndax jullit yépp ñoo ko war a def. Deve essere fatto da tutti i musulmani che hanno superato l'età della pubertà e che sono mentalmente e fisicamente sani. È uno dei 5 pilastri dell'Islam. ñépp jullit yépp ñoo ko war a def, jullit yi nga xam ni mat nañ mu kalaf, maanaam dépassé nañ âge 18 ans bi nga xam ne ci ngay mat mu kalaf ba pare wér nañ ci xel, wér ci yaram, ñoom ñépp ñoo ko war a def. képp kuy jullit mat mu kalaf am wéru xel am wér gu yaram war na ko, mooy phrase boobu jàllu noonu. Képp kuy jullit mat mu kalaf superato l'età della pubertà, chi ha superato l'età della pubertà, tra parentesi comme mat mu kalaf am wéru xel mentalmente